Secondo me la sconfitta di sabato non è un caso, cioè non è un qualcosa che faccia aprire un caso assolutamente. Io credo che nel gioco del calcio ci stanno delle giornate positive e delle giornate storte. Per fortuna i nostri ragazzi ci avevano abituato bene, perché avevano sempre disputato delle ottime prestazioni che hanno portato tante vittorie e qualche pareggio e pochissime sconfitte, forse l'unica meritata, anzi senza forse, è proprio quella di sabato col Padova, ma anche le altre due occasioni insomma avevano perso, sapete come, no? E quindi secondo me la sorpresa non è la sconfitta di sabato come è venuta, ma la sorpresa è aver fatto 18 partite a buonissimo livello, perché io metto dentro anche le due di Coppa Italia, perché anche quelle sono state giocate molto bene secondo me, nonostante fosse l'inizio di stagione. Ma il ragazzo sta ancora facendo degli accertamenti, quindi di conseguenza aspetteremo, penso stasera sia il giorno decisivo per capire meglio che cos'è il ragazzo. Noi non siamo legati all'individualità, noi siamo legati, come ha detto Piccioni sabato, al gioco di squadra, quindi si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, e quando non c'è un giocatore perché non sta bene o perché è infortunato o perché è meno in forma ce n'è subito pronto un altro, ma questo per noi non è mai stato un problema, perché altrimenti ci saremmo fasciati la testa dal primo giorno del ritiro. Invece abbiamo lavorato sempre con grande serenità, con grande tranquillità, perché abbiamo fiducia di tutti questi ragazzi che si allenano con noi, e in base a chi si allena, in base a chi è più pronto, giocherà il sabato. Come scelta nostra societaria, abbiamo utilizzato con Salvatore la stessa strategia utilizzata per Bianco e per Noselli, e quindi abbiamo un po' accelerato questo inserimento. Ripeto, ha iniziato la settimana scorsa ad allenarsi con la squadra e l'abbiamo portato in panchina, lo porteremo in panchina per il restante delle settimane, fino a quando il ragazzo non starà veramente molto bene, che potrà magari partire dall'inizio, ma siccome è un discorso molto lungo, perché dopo che un giocatore è stato fermo 8 mesi è impensabile che dopo 15 giorni o 3 settimane che si sta allenando sia già pronto per una partita, se no ci sarebbe qualcosa di non umano. Noi lo sappiamo, però cerchiamo di sfruttare tutte le forze a nostra disposizione per poter riuscire a portare a casa un risultato positivo. Io ho visto i primi 25 minuti, ho visto la mia squadra un po' così, un po' come posso definirla? Sì, un po' contratta, quasi ad aspettare che il Brescia facesse una mossa falsa. Poi invece è arrivato così in maniera sorprendente il calcio di rigore, perché fino a quel punto noi avevamo tirato in porta 2 volte e loro una volta da lontano, invece noi eravamo andati vicinissimo al gol per 2 volte davanti al portiere, una con Masucci e l'altra proprio con Sansone di testa, no addirittura sì giusto con Sansone di testa, e quindi una partita normale. Poi subito il gol la squadra ha continuato a giocare, perché ci sono i numeri che parlano. Voi guardate il gol fatto al 94esimo, ma se voi andate a vedere la match analisi dice che abbiamo fatto 22 tiri in porta da cross o da conclusione dal limite dell'area contro i 2 del Brescia, parecchi calci d'angolo, parecchi calci di punizione, un possesso palle elevato. Insomma è stata una partita dove è vero è finita 1-1, ma io penso all'ha detto di tutti, c'è stata una partita giocata a senso unico, quindi non è, che visaglia abbiamo avuto? La visaglia l'abbiamo avuta sabato, dopo 30 secondi siamo arrivati in ritardo su una palla caduta in mezzo al campo, e da lì è continuata questa cosa, perché dipende chi c'è dall'altra parte c'era un Padova avvelenato, molto carico, molto determinato, e quindi questo non ci ha permesso poi di tornare in partita.